A tutti voi buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Green Pass e dintorni, il titolo che abbiamo scelto. Il nostro ragionamento prende spunto dalle novità degli ultimi giorni, in particolare l'introduzione dell'obbligo del Green Pass per alcune attività, tanto per cominciare per poter consumare al tavolo, in bar e ristoranti al chiuso. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione perché insomma è stata appena introdotta questa novità, il weekend che ci siamo lasciati alle spalle è stato un po' un banco di prova sicuramente per chi gestisce locali pubblici, ma non solo, perché c'è il tema molto sentito relativo alle sagre e anche in questa occasione c'è stata un po' di confusione rispetto a decreti e circolari chiarificatrici che sono arrivate un po' all'ultimo, creando appunto, come abbiamo detto, un po' di confusione. Prima di parlare di Green Pass, però, pensiamo sia giusto fare un po' il punto sull'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una risalita dei contagi, rimane assolutamente sotto controllo la situazione negli ospedali, però insomma anche questa risalita dei contagi deve farci riflettere, anche perché proprio i dati di oggi segnano un'impennata con numeri che non si registravano da tempo. E allora, per fare il punto della situazione, abbiamo raggiunto questo pomeriggio il vicepresidente della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, con il quale abbiamo fatto appunto il punto della situazione anche per quanto riguarda la campagna vaccinale. Partiamo da qui. Vicepresidente Riccardi, cominciamo facendo un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'evoluzione della pandemia. Quali sono i numeri e che cosa ci dicono soprattutto? I numeri sono... Insomma, la pandemia oggi si presenta, secondo me, in condizioni diverse rispetto al passato, perché c'è il vaccino e quindi il vaccino ha dato un contributo estremamente importante. Il vaccino oggi ci dice che sulla doppia dose fatta a 14 giorni dalla seconda somministrazione, questi sono i dati di fine luglio, in questa regione sono state fatte vaccinazioni in doppia dose a 550.000 persone. Di queste 550.000 circa 550 si sono ricontagiate, quindi siamo allo 0,1%, e di queste 40, una quarantina hanno avuto domanda ospedaliera, dei quali 4 in terapia intensiva. Quindi la domanda ospedaliera è estremamente bassa, è allo 0,007%, quindi è chiaro che il vaccino ci aiuta molto. Quindi abbiamo una pressione ospedaliera sicuramente molto diversa rispetto al passato, però abbiamo il virus che ancora circola, abbiamo un'adesione alla vaccinazione di 780.000 persone, quindi mediamente siamo sulla platea al 65% di adesione. Gli over 60 sono all'80%, scontiamo ancora una differenza di adesione rispetto alle altre regioni italiane con le quali possiamo fare un paragone, perché insomma sono le regioni del nord, di almeno 5-6 punti, e questo è un nodo non banale rispetto all'avanzamento della pandemia. Oggi i dati sono abbastanza importanti, abbiamo 155 contagi, non si vedevano da tempo. Abbiamo 4 persone in terapia intensiva e 27 in area medica. Stiamo cominciando a essere costretti ad aprire qualche reparto in più. Naturalmente tutti speriamo che questo sia una dimensione sostenibile, perché se non fosse sostenibile significherebbe ritardare il recupero faticoso di altre risposte sanitarie che ovviamente non possono attendere. Quando parliamo di aree mediche occupate da pazienti Covid, cosa intendiamo? Le malattie infettive, pneumologia? Perché ormai ci siamo abituati a questi bollettini. L'area medica è ricovero in ospedale che non è di terapia intensiva, quindi è chiaro che ha l'infettivologo, ha il pneumologo a seconda delle condizioni che ha, però non è una situazione critica, a volte è una situazione anche di osservazione. Abbiamo anche un aumento degli isolamenti, siamo a 850 oggi, quindi ricordo i momenti difficili dove eravamo ben oltre le 10.000 persone. Però questo è un fenomeno che esiste, persiste
E continuo a dire che la vaccinazione è l'unica vera risposta, oltre ai comportamenti della mascherina, della distanza, però è chiaro che la vaccinazione diventa l'elemento importante. E su questo mi sento di fare un appello in particolare a coloro che appartengono alla nostra generazione, alla mia generazione, perché io non ho compiuto ancora 60 anni, ma mettiamola così, i sessantenni, da 60 anni in più noi abbiamo un'adesione dell'80%. Se noi raggiungessimo almeno 6-7 punti in più, probabilmente una fascia di giovani potrebbe anche affrontare questa cosa in maniera diversa. Invece questo impone a tutti la vaccinazione. Questo appunto è un altro tema, perché un appello è stato rivolto alle famiglie che hanno figli, diciamo, dai 12 anni in su, perché si vaccinino. Adesso appunto si parla anche di una sperimentazione per bambini al di sotto dei 12 anni, è un sacrificio che si chiede ai più giovani, e questo perché diversamente pare non si riesca a raggiungere l'immunità di gregge nel momento in cui la risposta degli ultra sessantenni non cambia, rimane quella attuale. Il problema è la velocità del contagio, quindi e poi la mutazione del virus, no? È chiaro che più tempo noi lasciamo passare, più il virus muta e più è difficile corrergli dietro, perché diventa sempre più aggressivo, più veloce. Quindi è chiaro che la maggiore vaccinazione diventa la risposta importante. In sé per sé i dati ci dicono che il contagio nei confronti dei giovani non è una situazione di pericolo. Il problema però è che il giovane, in particolare in condizioni di asintomatologie, il virus lo porta, non si rende conto che lo porta, e se incontra persone che prevalentemente non si sono vaccinate, il virus ricomincia a circolare. Questa è la situazione che poi preoccupa in vista poi anche del ritorno a scuola. Da sottolineare da questo punto di vista la risposta del personale della scuola, degli insegnanti, che nella nostra regione hanno aderito più che massicciamente. Sì, il personale scolastico, sia insegnante che non insegnante, ha dato una prova importante. Io di questo, insomma, voglio ringraziarli. Sostanzialmente si sono vaccinati tutti. E quindi questo, insomma, ci consente di guardare alla scuola. Abbiamo appena finito di parlare con la collega Roso anche di diverse cose che abbiamo da dover affrontare. In realtà però dobbiamo stare attenti quando parliamo di scuola, perché alla fine la scuola è sempre stato un luogo sicuro. Il problema della scuola è cosa succede prima e dopo la scuola, perché c'è il tema dei trasporti, che non è banale, c'è il tema dell'inevitabile assembramento dei ragazzi. Dobbiamo anche dire che i nostri ragazzi dai 12 ai 18 anni, la popolazione scolastica si è vaccinata al 50%, quindi ha avuto un'adesione importante, quindi non abbiamo soltanto gli insegnanti, anche i ragazzi. È evidente che dovremmo tenere conto di tutta una serie di misure. Abbiamo previsto di utilizzare la tecnologia salivare, facendone 1 miliardo al giorno in alcune scuole sentinella. Insomma, stiamo facendo un lavoro puntuale anche per questo, perché insomma, la scuola è uno di quei fatti della normalità. Io credo che sia il lavoro e la scuola siano i 2 punti più importanti del ripristinare le condizioni di normalità e di convivenza con questo maledetto virus che continua ad essere presente tra noi. Lei ricordava prima l'effetto della vaccinazione sulle ospedalizzazioni, che insomma si sono sicuramente ridotte in maniera importante, ma delle persone che risultano positive, quante poi sono asintomatiche, quante invece manifestano sintomi? C'è questo dato? No, un dato preciso di questo tipo non ce l'ho, però insomma, coloro che si ricontagiano avendo avuto il vaccino sicuramente vivono la malattia in maniera diversa rispetto a come la vivrebbero, questo è evidente, le evidenze scientifiche lo spiegano. Poi vediamo, insomma, le quote di copertura del vaccino sappiamo che viaggiano intorno all'80-85%, quindi è chiaro che c'è una quota di persone che si ricontagiano dopo essere vaccinati, però l'effetto nei loro confronti è completamente diverso, e quindi c'è un problema di protezione, c'è un problema di eventuale ricontagio, però a condizioni completamente diverse. Vediamo che anche nelle terapie intensive alcune cose sono accadute, ma prevalentemente le persone che sono andate in terapia intensive avevano condizioni immunologiche molto deboli e altri non erano vaccinati. Questa è la situazione. Vi attendavate
insomma, questo virus ci ha abituato un po' ai colpi di scena e a tante situazioni inedite, ma vi immaginavate di arrivare a quest'estate con questi numeri di contagio? Beh, però tutti gli indicatori ci davano comunque un rialzo del contagio. Noi tra l'altro in questa regione lo stiamo ancora vivendo con livelli abbastanza bassi, però noi sappiamo che questa esperienza è un'esperienza ed è una ruota, no? C'è il momento in cui sei basso, poi c'è il momento in cui ritorni a essere alto. Quindi è chiaro che i comportamenti fondamentali di distanziamento, di mascherina, questi devono essere mantenuti. Io sono molto d'accordo su tutte le misure del Green Pass, fermo restando che devono essere declinate non facendo fare a coloro che comunque lavorando devono lavorare con la presenza delle persone che hanno il Green Pass, non facciamogli fare i carabinieri perché non è il loro mestiere, quindi mettiamoli nelle condizioni di fare le cose nel migliore dei modi, ma dove finisce la mia libertà comincia quello di un altro. Questa è una lezione di responsabilità sociale che tutti quanti, in particolare coloro che continuano a sostenere che questa cosa non esiste, che loro possono fare quello che vogliono, probabilmente se avessero vissuto le cose che abbiamo vissuto noi nel corso di questi oramai verso i 2 anni, parlerebbero in maniera diversa. Quali sono le prospettive? Come si guarda al prossimo autunno? Ma guardi, io non ho mai fatto delle previsioni, io mi attengo a quelle che sono le indicazioni che abbiamo. Noi stiamo assistendo ad una fase di rialzo. Io ricordo che rispetto allo scorso anno noi abbiamo un contagio che è 7-8 volte superiore e abbiamo la mediana dell'età che si abbassa. Fortunatamente abbiamo il vaccino, ma quella quota di non vaccinati rispetto alla velocità del virus e alla sua mutazione diventa il vero nemico da combattere. Noi lo stiamo facendo con un tracciamento molto incisivo, abbiamo stanziato molte risorse per l'attività di sequenziamento che stiamo cercando di fare a tutti per capire la tipologia della variante che c'è. Ormai siamo addirittura in quella fase dove stiamo riducendo la delta per andare verso altre mutazioni, anche i sequenziamenti di oggi ci dicono questo, e quindi è chiaro che, continuo a dire, la vaccinazione resta la risposta. Torna il tema dei sessantenni, sono state messe in campo insomma, tantissime iniziative sul fronte insomma, di questa campagna per invitare no, alla vaccinazione. È ovvio che in particolare con quella fascia d'età paghiamo degli errori nella comunicazione che hanno sicuramente avuto i loro effetti, ma cos'altro si può fare? Che cosa si può fare a questo punto ancora? Ma guardi, io definisco le persone in tutta questa storia in diverse categorie. Ci sono le persone che sono vaccinate, ci sono le persone che non si vaccineranno mai, ci sono le persone che non possono vaccinarsi e ci sono quelle che stanno in mezzo a queste 3 categorie che sicuramente vivono una condizione di incertezza personale anche a causa di tutto quello al quale abbiamo assistito nel corso di questi quasi 2 anni. Sicuramente l'elemento della comunicazione, come diceva il professor Giacca, è la prima pandemia che viviamo in tempo di social network, dove qui il primo che passa si permette di dire quello che pensa di sia la verità. Questo purtroppo lo dobbiamo dire anche per molti professionisti della salute, perché purtroppo abbiamo assistito anche a quello. Io l'unico consiglio che mi sento di dare, noi stiamo continuando nelle campagne, abbiamo raggiunto le persone a casa, siamo stati diffidati anche per questo, insomma noi stiamo continuando a mettere in campo tutti gli elementi di convinzione che però io non credo molto alla convinzione, credo alla informazione delle persone, al rapporto fiduciario. Uno si vaccina perché va dal suo professionista di salute del quale si fida e si vaccina. E quindi oppure si fida dell'amico o del familiare che ha fatto questa scelta. Ecco, io credo che sia una catena di Sant'Antonio e speriamo che ancora una buona parte di tutti coloro che sono incerti, e secondo me sono buona parte di coloro che non hanno aderito alla vaccinazione, possa capire che questo diventa una manovra indispensabile. Penso anche che questo rallentamento
sia stato dovuto anche alla fase che stiamo attraversando da diverse settimane, perché il contagio è calato. Quindi quando il contagio calava era evidente che chi non aveva ancora deciso di vaccinarsi ed era incerto, guardava quella fase quasi pensando, beh ma insomma dai, l'abbiamo superata, in realtà non è così. Io adesso non voglio entrare nella dinamica delle terze dosi, di tutte queste valutazioni che si stanno facendo, dico che però ognuno di noi, tutti coloro come me, come lei, come abbiamo deciso di vaccinarsi, non è che siamo stati così contenti di vaccinarci, no? Però l'abbiamo fatto credo anche non soltanto per proteggere noi stessi, ma anche per una solidarietà sociale che deve essere garantita. Questa partita o la vinciamo tutti insieme o la perdiamo tutti insieme. Questo è il famoso tema della responsabilità collettiva che viene più volte richiamata. Ci sono stati dei momenti in cui la campagna vaccinale ha subito delle accelerazioni anche importanti, quando insomma si è aperta la possibilità di prenotazione a determinate fasce e poi in qualche maniera anche l'introduzione dell'obbligo del Green Pass ha stimolato un po', no? Le persone a vaccinarsi, magari chiaramente andando a incidere sulla fascia degli indecisi, non di quelli, come diceva lei, che comunque non si vaccineranno mai. Attualmente come vanno le cose? Che ritmo di vaccinazione abbiamo nella nostra regione? Le dicevo prima, noi siamo qualcosa meno di 1.200.000 abitanti, di questi circa 100.000 sono nella categoria che non si possono vaccinare, quindi superiamo il 1.080.000, dovremmo essere più o meno coloro che stanno alla fascia dei 12 anni in su. Abbiamo l'adesione complessiva di platea, quindi totale al 65%, l'adesione ad oggi è a 790.000 persone e quindi vuol dire che noi dovremmo riuscire ad avere almeno altro 100.000 persone che decidono di vaccinarsi. E questa è la sfida vera che abbiamo davanti a noi, quindi io mi auguro che da questo punto di vista, vedendo anche l'andamento, mi auguro che queste persone decidano di farlo, perché significherebbe arrivare a circa 900.000, quindi siamo tra il 75 e l'80% di adesione della platea, che ci consentirebbe di avere un margine chiamiamola, non dico sicurezza, ma insomma è una vaccinazione di massa importante. Poi mi guardo indietro e dico che quando abbiamo cominciato questa esperienza nessuno pensava addirittura di arrivare a questi dati. Io ricordo che l'anti-influenzale al personale sanitario nel 2019, quando nessuno di noi sapeva cosa era il Covid, si era vaccinato il 19%. Penso che ci sia la necessità di fare grandi investimenti nelle attività di promozione della salute, perché la promozione della salute fa operazioni complessive di comunità. La salute non è garantita soltanto dalla possibilità di avere il medico davanti, è fatta di tante cose. Ed è evidente che noi stiamo rispondendo con un deficit, secondo me, di approccio culturale alla vaccinazione, perché altrimenti non registreremo questi dati che sono se togliamo gli insegnanti dove noi siamo in testa, vediamo che siamo tra le 4-5 regioni italiane con un'adesione più bassa. Abbiamo parlato di vaccini, c'è un altro tema importante che è quello dei tamponi. Insomma, si procede con il tracciamento, lei parlava anche di tutto questo sforzo, questo lavoro che riguarda il sequenziamento fondamentale per capire appunto qual è l'evoluzione di questo virus. Sul tema dei tamponi abbiamo visto quello che è successo nel vicino Veneto, un'iniziativa, quella dei tamponi gratuiti, che poi insomma ha portato a parecchia confusione con l'intervento delle forze dell'ordine e poi un passo indietro rispetto alla decisione che è stata presa. Che cosa si fa qui in regione sul fronte dei tamponi? Allora, intanto dobbiamo dire che noi nelle difficoltà, nella impreparazione del sistema, perché non bisogna nascostere queste cose, noi abbiamo cominciato questa esperienza facendo 200 tamponi al giorno. E alla fine siamo stati la regione che nel rapporto numero di tamponi cittadini è stata alla testa, cioè abbiamo trasformato un sistema grazie alla qualità dei nostri professionisti del sistema delle prevenzioni e dei laboratoristi, riuscendo a fare migliaia e migliaia di tamponi al giorno. Noi continuiamo a fare questo lavoro ed è evidente che il tema dei tamponi diventa uno di quei temi che si affianca alla vaccinazione. Io non credo
che la gratuità del tampone sia una risposta. Penso che intanto il tampone è una prestazione medica, quindi io vado a fare un tampone quando penso di essere nelle condizioni di fare il tampone, perché mi serve fare il tampone, non espongo la cittadinanza a questo. Quindi è evidente che però nel momento in cui stiamo attraversando la fase che stiamo attraversando, è evidente che noi dobbiamo ritornare alle categorie, cioè quelli che non vogliono vaccinarsi, quelli che non possono vaccinarsi. E quindi non potendo vaccinarsi è chiaro che tu hai una condizione, secondo me, che differenzia l'approccio alle persone. Se uno non vuole vaccinarsi e vuole tenersi sotto controllo, quella è una responsabilità sua, perché il vaccino è gratuito. Dobbiamo cominciare a fare un po' d'ordine. E io penso che bene abbia fatto, anche muovendo questo, il commissario Figliuolo ad introdurre parallelamente all'obbligatorietà, quindi il commissario ha applicato quelle regole che alla fine il governo ha deciso di assumere, quindi il Green Pass definisce una condizione nella quale tu ti sei vaccinato o non ti sei vaccinato, poi tra quelli non vaccinati cominciamo a distinguerli. E quindi anche questo abbattimento del costo del tampone con l'introduzione del Green Pass mi sembra una misura condivisibile. Noi vediamo che per i cittadini minori c'è un abbattimento del costo da 15 euro che è stato già ridotto rispetto al costo iniziale, passavamo dai 26, ora passiamo ai 15 e sui 15 questo abbattimento secondo il protocollo e le risorse che lo Stato mette a disposizione va a 8, noi stiamo predisponendo una misura che ridurrà questo 8 per i cittadini residenti nella fascia 12-18 anni a 5 euro e stiamo lavorando, perfezionando quegli atti che consentiranno ai cittadini che non possono vaccinarsi con una certificazione medica invece di averlo in maniera gratuita. Questo a partire da quando? Qui c'è un adeguamento del sistema delle farmacie, perché sono le farmacie i soggetti, le strutture private, i soggetti che stanno adeguando i loro sistemi. Io mi auguro, come abbiamo detto, che sia questione di qualche giorno. E quindi questo è un altro tema importante. Abbiamo fatto un po' il quadro della vaccinazione, abbiamo parlato di tamponi, abbiamo appunto in qualche maniera anche rivolto nuovamente un appello a chi può vaccinarsi e ancora non l'ha fatto. Spenderei qualche parola anche sul tema dei Novax. Che a livello nazionale insomma, si sono mobilitati, lo hanno fatto anche qui nella nostra regione. Ecco, a questo popolo dei Novax che cosa si sente di dire? Mi sento di dire che ognuno è libero di avere la propria opinione, però ognuno dovrebbe manifestarlo in un modo civile, non violento. Ognuno è libero di avere le proprie convinzioni. Io non condivido la posizione dei Novax, ma non per questo i Novax sono costretti come noi ad avere la scorta o essere vigilati dalle autorità competenti per le loro azioni. Questo è inaccettabile, ma io non credo che nessuno di noi, dal Presidente Federica a me per quanto riguarda questa regione, visto che dirigenti siamo stati nuovamente attaccati in maniera pesante su questo, con delle cose che non è il caso di ripetere, penso che nessuno comunque arretrerà. Grazie Vicepresidente e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi dell'aiuto che ci date, perché raccontare le cose e cercare di parlare con le persone con la verità è un lavoro prima che nostro è vostro e io di questo vi voglio ringraziare. Con Riccardi abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda l'evoluzione della pandemia, abbiamo accennato anche al tema Green Pass. Riccardi ha detto appunto che è favorevole all'introduzione di questo sistema. Nel corso di questa settimana abbiamo raccolto un po' di impressioni da parte di titolari di locali e non solo, proprio per capire come è stata accolta questa novità dell'obbligo del Green Pass, per cercare di capire come si sono comportati i clienti di
bar e ristoranti. Allora, direi di partire proprio da qui. Andiamo a sentire le interviste raccolte per noi da Paola Treppo subito dopo la fine, insomma, del primo fine settimana all'insegna del Green Pass. Sentiamo che cosa le hanno detto i gestori dei locali. Nessuna insofferenza tra i clienti di bar e ristoranti che in questo primo weekend con certificato verde obbligatorio si sono seduti ai tavolini all'interno per un caffè o un pasto. Soddisfatti i gestori dei locali pubblici. La maggior parte dei clienti che sono venuti qua tutti avevano il Green Pass e tanti si sono seduti anche fuori, quindi devo dire che non c'è stato questo, diciamo, clamore eccessivo. Vedremo come va queste prossime settimane, insomma, ecco, noi ci siamo preparati, speriamo che vada tutto bene, ecco. I miei clienti sono quasi tutti vaccinati e spontaneamente ce l'hanno fatto vedere. Chi non è vaccinato si è seduto direttamente fuori senza fare polemica e quindi non ho avuto altri episodi spiacevoli, quindi nel mio caso è andato bene. È andata abbastanza bene, erano tutti fuori sinceramente, siamo 2 o 3 persone al banco e quelli vaccinati con il Green Pass dentro, ma un tavolino 2. Niente di che, secondo me la gente deve abituarsi ancora a tutta questa novità del Green Pass. Fa anche abbastanza caldo e la gente vuole stare fuori. Vediamo quest'inverno cosa succederà. Chi non l'aveva l'ha subito detto e quindi si è accomodato fuori, mentre gli altri lo hanno esibito e noi di conseguenza abbiamo controllato. E dopo aver sentito i gestori dei locali, sentiamo i clienti. A quanto pare, questo vale a livello generale, c'è stata collaborazione e disponibilità. Qualcuno appunto è entrato nei locali mostrando il proprio Green Pass prima ancora che gli fosse stato richiesto. Sentiamo le interviste. Sicurezza per se stessi e per gli altri. Al di là della libertà di movimento concessa dal certificato verde, i friulani hanno mostrato il pass al bar e nei locali senza bisogno di essere richiamati dal personale. Tutti i ristori, tutti i bar dove siamo andati hanno richiesto chiaramente il Green Pass. Ho il tablet per provare a vedere se è veritiero o meno, insomma, perché dicono che adesso girano anche quelli falsificati, quindi di conseguenza è un po' un pericolo anche per la gente per sé. È un atto dovuto, io sono molto favorevole al fatto che ci vuole disciplina e quindi si fa ben volentieri. Gliel'hanno chiesto nei locali in cui è andato? Assolutamente sì, in questione di 20 secondi è stato tutto risolto. Non ho il Green Pass e quindi so che devo comunque stare fuori, non si può. Al momento rimarrà fuori? Al momento rimarrò fuori finché non farò il vaccino. È un problema un po', no? Quello che stiamo vivendo in questo momento, no? Di pensare di avere la ragione anche in qualcosa in cui magari non siamo preparati fino in fondo, quindi l'unica cosa che possiamo fare è fidarci, rispettare le regole che se ci sono hanno un senso e assolvere il nostro ruolo di cittadini responsabili e civili. Ed ora andiamo a vedere come è andata la situazione anche a Gorizia, non solo sul fronte dei locali ma anche per quanto riguarda musei e biblioteche. Vediamo. È scattato anche a Gorizia questa mattina il primo giorno di Green Pass obbligatorio negli spazi chiusi, mentre i luoghi della cultura hanno iniziato fin da subito con la scansione delle certificazioni attraverso delle apposite app. Alcuni locali non hanno nascosto le proprie difficoltà. È stata introdotta questa procedura di riconoscimento del Green Pass e naturalmente del documento di identità che deve essere allegato. Il tutto mediante una app. Se non si ha il Green Pass si deve prendere in prestito i libri solo davanti all'ingresso, invece se si ha il Green Pass è come prima, si può studiare dove si vuole. La sicurezza è che ci siano poche regole chiare,
no? Ad esempio il stare in piedi al banco non serve il Green Pass, stare seduti al tavolo sì, sempre all'interno dello stesso locale, questo è incapibile. Non me la sento di farlo perché non è compito mio. Se qualcuno deve fare questo lavoro è compito e competenza di persone che possono chiedere un documento. Non c'è neanche chiarezza come ci possiamo preparare. Come al solito si cerca di fare quello che si può. Scriverò ai miei clienti che ognuno si responsabilizzi, così possiamo continuare a fare quello che è il nostro di lavoro. Questa mattina a Trieste la FIPE del Friuli Venezia Giulia ha convocato la stampa. È stata un po' anche l'occasione per affrontare la questione Green Pass, ma non solo. La categoria ritiene di essere nuovamente nel mirino e punta il dito ancora una volta contro la confusione che si è in qualche maniera generata. L'ultima questione è relativa a che tipo di documentazione possano richiedere gli esercenti. Solo il Green Pass o anche un documento di identità che di fatto associ quel QR code ad una determinata persona. La FIPE affronta poi un altro tema che è quello delle discoteche. La FIPE ritiene che sia inaccettabile che restino ancora chiuse. E poi anche un bilancio per quanto riguarda questa stagione estiva con numeri davvero interessanti dalla montagna fino al mare, una situazione appunto da gestire anche nell'ottica delle novità che sono state introdotte. La FIPE regionale peraltro ha presentato una serie di richieste al governo nazionale che possano davvero supportare i gestori nei locali nella loro attività. Sentiamo allora l'intervista di Andrea Pierini. Gli esercenti potranno controllare i documenti degli avventori qualora il Green Pass presenti dati poco chiari. Il Viminale ha fatto chiarezza dopo una serie di uscite non troppo chiare anche da parte del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e ora da parte degli esercenti c'è la richiesta di decisioni secche e nitide. L'ennesima confusione a livello governativo, l'ennesima imposizione nei confronti dei pubblici esercizi, l'ennesima, ripeto, non si capisce perché dobbiamo sempre noi e solo noi pagare per quando in giro, dagli autobus agli assembramenti che se ne trovano da tutte le parti, alle metropolitane è tutto libero, non si capisce perché, quindi non capiamo perché si continua a colpire i pubblici esercizi. Dobbiamo fare gli sceriffi? Non lo faremo, non siamo disposti, faremo i controlli nel limite possibile. Signori, lasciateci lavorare, lasciateci che noi curiamo i nostri turisti e i nostri clienti. Ce la faremo tutti assieme, però tutti assieme, ripeto, perché è inutile stare al banco, sì, seduti, devi avere la Green Pass, alberghi per carità, non voglio toccare altre categorie perché non mi compete, però o tutti assieme e ce la faremo, ma non così spezzettato che secondo me non ci veniamo fuori. Però la nostra categoria è quella che paga di più. Domanda allora un po' polemica, il Green Pass può essere però la soluzione per non arrivare alle chiusure, per evitare le chiusure di questi ultimi 2 anni? Il Green Pass ci sta, l'abbiamo già detto, siamo d'accordo, non siamo d'accordo col modo che viene usato. Cioè basta mezze misure, o tutto Green Pass o non Green Pass, questo è l'appello. Se dobbiamo essere tutti a venire fuori di questa pandemia, le misure devono valere per tutti. Sulla procedura di controllo e sull'impegno richiesto la situazione non è poi così pesante. Sì, devo dire che in questa prima settimana quantomeno ci ha aiutato il tempo, che in alcuni casi appunto non abbiamo avuto la necessità di chiederlo perché il servizio si è svolto unicamente all'esterno, però adesso il chiarimento c'è stato, io credo che insomma ormai siamo a regime, perciò non ci saranno grossi problemi. Questo Green Pass inciderà sul bilancio o in realtà sarà lo strumento indispensabile per continuare a lavorare? Ma sarà uno strumento indispensabile se questo ci consentirà di rimanere aperti, questo credo sia una cosa fondamentale per i pubblici esercizi e per il resto insomma credo che si adatteranno tutti, perciò insomma riusciremo a convivere. L'appello dei pubblici esercizi è poi incentrato sulle discoteche attualmente ancora chiuse. Le discoteche è uno scandalo che non riusciamo a capire, ripeto, ci sono assembramenti da tutte le parti, dove vai trovi assembramenti, non riusciamo a capire perché una discoteca con tutti i controlli non può essere aperta, non riusciamo a capire, sono quelle cose
a livello nazionale, a livello governativo, incomprensibili. Continuiamo a non capire. Sarà comunque un Ferragosto positivo, almeno sulla base delle prenotazioni. In questo momento siamo pieni veramente. Devo dire che il turismo è arrivato, il turista è arrivato e devo dire anche un certo turismo di qualità, non turismo povero, diciamo così, no? Ecco, quindi dobbiamo battere il ferro finché è caldo, dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo accogliere i turisti e trattarli bene, anche perché in questo momento Trieste è una delle città più gettonate in Italia per quanto riguarda il turismo. Bene anche il resto della regione, Lignano, la montagna, soprattutto la montagna sta ripartendo e questo è sempre importante visto che era uno dei comparti più complicati. Assolutamente sì, quindi le località balneari sono piene, la montagna è piena, da Tarvisio a tutte le zone di montagna sono piene, quindi c'è una buona prospettiva dopo un lungo lockdown. Quindi auspichiamo che i turisti vengano ancora di più nella nostra regione e noi siamo pronti a riceverli. Ma dalle richieste è un Ferragosto sicuramente alla grande. Ci sono molti turisti ma anche triestini che vogliono festeggiare questo giorno di così chiusura dell'estate, perciò i numeri sicuramente saranno importanti. Quello che mi stupisce un po', devo dire sinceramente, che alcuni locali, avendo il giorno di chiusura corrispondente con il Ferragosto la domenica, hanno deciso di restare chiusi. Ecco, questo non mi sembra una grande decisione, anche perché era bello dare uno spettacolo di tutto aperto in città. Ci fermiamo, una piccola pausa per la pubblicità, poi affronteremo un'altra questione molto sentita dal territorio che è quella delle sagre, perché in effetti lo scorso fine settimana è stato un banco di prova anche per gli organizzatori di queste feste, in particolare per le Pro Loco. Vedremo quindi com'è andata. Tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, banco di prova lo scorso fine settimana per quanto riguarda la novità dell'obbligo del Green Pass anche per le sagre. Peraltro questo è successo nella settimana più densa di appuntamenti. Sappiamo insomma che le Pro Loco hanno imparato già lo scorso anno ad organizzarsi e riorganizzarsi. Certo è insomma che non è stata proprio un'operazione semplicissima. Allora, siccome sappiamo quanto nel territorio questi appuntamenti siano sentiti, quanta importanza rivestano anche per le comunità che li organizzano, non solo ovviamente per chi poi vi partecipa, dedichiamo un approfondimento proprio a questo tema. Per questo abbiamo invitato in studio, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Marco Specia, che è segretario dell'UNPLI del Friuli Venezia Giulia, l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia. Grazie allora per essere con noi. Pro Loco, rodate, chiaramente lunga esperienza alle spalle, capacità di organizzarsi, riorganizzarsi e anche grande flessibilità, insomma fondamentale in quest'ultimo periodo, e proprio per questa in qualche maniera chiamata un po' dalla Regione a dare supporto e sostegno, a fare in qualche maniera da sportello d'ascolto anche per le altre associazioni del territorio che hanno tanti dubbi e tante difficoltà da affrontare in questo periodo, giusto? Giusto, sì, è un periodo intenso anche perché, come dire, viviamo di disposizioni quasi quotidianamente o comunque ogni settimana c'è qualcosa di nuovo, prima a livello di linee guida, poi a livello di obbligo di Green Pass, poi circolari interpretative sull'obbligo del Green Pass, e questo ovviamente crea disorientamento e anche difficoltà interpretativa, anche perché se fossimo nel mese di novembre, che magari il mese più vuoto di manifestazione è un discorso, siamo sostanzialmente a Ferragosto, che è il periodo più intenso, e soprattutto ricordiamoci siamo esattamente nelle settimane dove gli eventi sono stati programmati all'inizio della ripartenza, quando il Friuli Venezia Giulia è diventato una regione in zona bianca, e quindi c'è stata questa attività dell'associazionismo e delle Pro Loco della nostra regione che vive insomma di quelle idee progettuali fatte nei mesi di giugno e luglio.
Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono allo scorso fine settimana, gazebo allestiti per entrare appunto alla sagra, controllo del Green Pass, insomma c'è chi si è organizzato proprio tenendo conto di disposizioni e di circolari, non tutti hanno percorso la stessa strada proprio perché l'incertezza comunque c'era, una prova superata comunque. Ma allora direi assolutamente di sì, nel senso che ci siamo, cioè tutte le Proloco e le associazioni che avevano eventi nello scorso fine settimana si sono organizzate per richiedere la certificazione verde. Così è scritto nel decreto in maniera molto chiara: sagre e fiere, eventi e competizioni sportive, e quindi questo abbiamo fatto. C'è da dire che c'è stata quella querel sulla carta d'identità sì, carta d'identità no, è stata chiarita ieri sera alle 11:30 quando è stata pubblicata finalmente la circolare del Ministero dell'Interno, che era stata ampiamente preannunciata, ma soprattutto 2 giorni fa sul sito del governo sono uscite le risposte ad alcuni quesiti a delle FAQ che hanno interpretato diversamente quello che magari alcuni eventi nel corso del fine settimana avevano predisposto in maniera più restrittiva, e parlo nello specifico di creazione di varchi dove far accedere in maniera obbligata le persone. Il governo è andato a specificare che laddove l'evento è organizzato in un luogo che per sua natura non è come dire circoscrivibile in maniera assoluta, ovviamente chi fa eventi nella piazza del paese piuttosto che lungo tutte le vie, dove ovviamente il contenimento è clamorosamente più difficile rispetto a chi ad esempio organizza qualcosa in un campo sportivo, adesso faccio un esempio così molto pratico. Non serve creare varchi di accesso specificatamente per la richiesta della certificazione verde, ma bisogna informare il nostro visitatore della necessità di disporre della certificazione verde per poter essere presente nella manifestazione, e quindi eventuali controlli vengono fatti a campione, ed eventualmente se uno entra senza certificazione verde e quindi non è sprovvisto del requisito per essere in quel luogo, sarà sanzionato lui e non solo non l'organizzatore. Questa è un'interpretazione più ampliativa che come dire, è stato un notevole passo avanti rispetto alla situazione che invece eravamo andati a spiegare a Proloco e associazioni semplicemente la scorsa settimana. Esatto, in poco tempo questa cosa è cambiata. È ovvio che sollevare gli organizzatori da questa responsabilità è importante. Poi chiaramente sappiamo che la maggior parte degli appuntamenti organizzati nella nostra regione si sviluppano in questo contesto: piazze, vie cittadine, insomma piccoli paesi, quindi è un grande sollievo. Non va dimenticato però che c'è qualcuno che ha rinunciato in questo clima di incertezza ad organizzare insomma l'appuntamento, la festa. Questo è successo insomma prima poi dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass. Sì, mi viene in mente uno su tutto la rievocazione storica della Macia, che non è stata annullata ma fortemente, a Spilimbergo ovviamente, è stata fortemente rimodulata e quindi ridimensionata. Fa rabbia perché se il quadro fosse stato più completo, ad esempio la scorsa settimana e non solo da ieri, ho difficoltà a non far notare che è abbastanza un'anomalia un decreto che esce a fine luglio viene interpretato dal Ministero 15 giorni dopo, quindi possiamo anche capire che insomma, sono stati 15 giorni in cui, o perlomeno dal 6 di agosto a ieri, ognuno ha interpretato un po' a modo suo. Questo è oggettivamente un forte limite per i volontari, che organizzano eventi. Se ci fosse stato un quadro più definito già la scorsa settimana, magari, come dire, le scelte sarebbero state diverse. Però va bene, insomma, le Proloco e le associazioni stanno facendo di tutto, l'hanno fatto anche l'anno scorso, per salvare la tradizione, per rivedere e rimodulare il proprio evento, e quindi questa è la nostra forza, cioè essere guidati dalla passione indipendentemente dai decreti e dalle circolari. E questa è sicuramente la forza di questi eventi, tutte le persone che ci lavorano, che dedicano appunto il loro tempo per la riuscita di questi eventi. Lo hanno fatto con ancora maggiore impegno proprio in queste ultime 2 stagioni. Per quanto riguarda i partecipanti agli eventi, insomma da quello che avete potuto raccogliere, come sono andate le cose? Insomma, c'è stata disponibilità o comunque attenzione anche al rispetto delle norme da parte di chi ha partecipato alle feste, alle sagre? Allora, grosso modo sì, nel senso chi abbiamo sentito questa settimana
tantissimi perché il telefono è sufficientemente bollente, anche perché rispondiamo non solo alle Proloco ma come sportello SOS Eventi a tutte le associazioni, tutti gli enti del terzo settore del Friuli Venezia Giulia. Insomma, nella stragrande maggioranza dei casi è andato tutto bene, come era andato bene, voglio dire, l'anno scorso, quando quei pochi che l'hanno fatto con delle regole, cioè dei varchi di accesso. L'anno scorso noi misuravamo la temperatura ai nostri ospiti, chiedevamo gentilmente nome, cognome, numero di telefono per un discorso di tracciamento, no? per 14 giorni. Adesso, quest'anno, nello specifico lo scorso fine settimana, chiedevamo la certificazione verde, che se vogliamo dirla tutta è anche più rapido che non chiedere nome, cognome, numero di telefono. Ovviamente ci sono stati dei casi di, tra virgolette, dei ribelli che non hanno accettato di farsi scansionare il QR code laddove ne fossero provvisti. Noi abbiamo sempre dato consiglio alle associazioni e alle Proloco: guardate, non siamo dei sceriffi, non siamo dei pubblici ufficiali, in questo caso segnaliamo al comando di polizia locale o alla stazione dei carabinieri e sarà il loro compito gestire queste situazioni di criticità che ovviamente non abbiamo noi gli strumenti per gestirle, però stiamo parlando di casi assolutamente isolati. Raccontiamo invece di questa attività proprio, no, a supporto delle associazioni del terzo settore del territorio, perché insomma se le Proloco hanno un'esperienza, sono nate di fatto per l'organizzazione di questi eventi, diverso è per altre associazioni che principalmente magari si occupano di altro, ma che nel contesto della propria attività si trovano ad organizzare eventi e non sono obiettivamente preparate a farsi carico anche di queste novità, di queste circolari. Allora, questa è una bellissima iniziativa che come dire, abbiamo su ovviamente volontà dell'amministrazione regionale, è stata creata a fine 2019, quindi presso la sede regionale delle Proloco, siamo ospiti di Villa Manin da tanti anni, abbiamo istituito questo sportello SOS Eventi, quindi ci rivolgiamo non solo alle Proloco in maniera assolutamente gratuita per consulenza telefonica, via mail, ovviamente con riunioni online, che ormai è quasi la prassi, per spiegare quali sono gli adempimenti amministrativi e poi qual è il percorso da intraprendere per l'organizzazione di un evento. È un servizio che rientra nell'ambito dei vari servizi e opportunità che ha introdotto la legge regionale 7 del 2019, la cosiddetta, cioè quella che voi giornalisti avete richiamato Salva Sagre, però ovviamente il Covid non ci ha dato una mano, perché nel momento in cui avevamo tutto un piano anche per farci conoscere le associazioni è arrivata l'emergenza sanitaria, quindi potete immaginare che è saltato tutto. Invece insomma siamo a forte supporto soprattutto in questa fase di forti incertezze verso società sportive che organizzano eventi, parrocchie, associazioni, circoli e quant'altro. Per chi ci vuole contattare trova tutti i nostri riferimenti su internet, soseventifvg.it, e ovviamente siamo a disposizione del territorio, perché questo è quello che ci è stato chiesto, non fosse altro per mettere a disposizione l'esperienza maturata in tanti anni di Proloco anche verso tutti, anche perché voglio dire, le finalità, gli obiettivi e le motivazioni con le quali facciamo queste cose nelle nostre comunità sono uguali per tutti e sono soprattutto meritorie. Insomma, come si guarda al futuro a questo punto? Il futuro è una bellissima domanda. Diciamo che tutto il volontariato, tutto il terzo settore uscirà dalla pandemia fortemente trasformato. È mancato proprio la vicinanza, quella connotazione quasi di collante sociale che le associazioni hanno per loro natura. Stiamo ripartendo, ripartiremo, e è ovvio che sarà ancora più importante che in ogni Proloco, in ogni associazione, ogni volontario capisca quanto è importante il contributo all'interno della realtà associativa, il proprio contributo all'interno della comunità che abita, perché è solo con un piccolo passo di tutti che riusciremo a fare, come sempre abbiamo dimostrato, peraltro, grandi passi per tutti noi come comunità, come Friuli Venezia Giulia, dove, diciamocelo ogni tanto, a livello di volontariato, a livello di terzo settore, siamo una realtà semplicemente splendida. Assolutamente sì, e insomma per fortuna che ci sono così tante associazioni nel territorio. Allora ringraziamo molto Marco Speccia, segretario UMPLI del Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi. Naturalmente buon lavoro anche con il vostro sportello. Grazie. Termina qui questa puntata di Elettroshock, grazie come sempre per essere stati
in nostra compagnia. L'appuntamento per la prossima settimana, arrivederci.